Col numero 1 abbiamo Gitana Griff con Antonio Di Nardo, col numero 2 Geco Jump con VP dell'Annunziata, con il numero 3 Gechi RL con Andrea Farolfi, il numero 4 è Guapo MD ed è guidato da Francesco Virzi, con il numero 5 Gilda Cup, Giuseppe De Filippis, l'unico cavallo che corre completamente sferrato, con il numero 6 Genievre con Vincenzino Luongo. Seconda fila, 7 Guinness Matley con Alberto Garruto, 8 Gilly Pacemaker con Alessandro Dettoris e col numero 9 Juno Nepax Davide Angeletti. Si conferma il favore del pronostico per Gitana Griff come secondo Genievre. La macchina sta prendendo velocità e si sta avviando verso lo stacco quando siamo appunto nella retta delle scuderie. La macchina accelera, sta per chiudere le ali e così si parte. Partono forte i cavalli dall'esterno, soprattutto Gilda Cup con Giuseppe De Filippis che prende il sopravvento sul resto del gruppo. Rimane all'esterno Genievre che non riesce a sfondare, in seconda posizione Gitana Griff che poi salta però di galoppo e quindi rimane in un'ottima seconda posizione Geco Numero Jump col 1 VP Gitana dell'Annunziata, Griff mentre viene squalificata squalificato. e finisce a tabellone Gitana Griff. Quindi sono i primi 200 metri in 14 e 8 che vedono al comando il numero 5 di Gilda Cup che ora ovviamente modererà l'andatura, seguito da Geco Jump, in terza posizione l'8 di Gilly Pacemaker, poi il numero 3 di Gechi RL, mentre dal fondo parte Giunone Pax quando passiamo davanti alle tribune con un comodo 31 per i 400 metri dall'avvio della corsa. E ovviamente Giuseppe De Filippis rallenta l'andatura, non c'è motivo di correre in questo momento, è anche una corsa sul doppio chilometro e quindi bisogna riservare un po' di energie per i momenti cruciali. Il parziale lo racconta 17,3 per i 200 metri che portano dalle tribune fino al compimento di quella che è stata la seconda curva di questa corsa. Prova ad allungare un po' per rendere più faticoso il percorso, lo segue a destra e ora andiamo a un parziale di 15,6, quindi sempre davanti le posizioni sono rimaste quelle e Gilda Cup con Giuseppe De Filippis, dietro di lui c'è Geco Jump, a destra Giunone Pax e le cose vanno avanti ancora così fino al termine anche di quella che è la terza curva, è passata anche questa in 15,5 per un parziale chilometrico di 1,19,4. Sempre davanti Gilda Cup, dietro al numero 9 di Giunone Pax, ora c'è Genievre, c'era anche prima, stava seguendo l'andatura, ma i due all'esterno incominciano a fare un po' più sul serio, quindi si dovrà in qualche modo sveltire l'andatura, ma Giunone Pax perde il trotto e quindi lascia un po' Numero scoperta 9 Genievre che dovrà Giunone recuperare ancora Pax un po'. squalificato. Arriviamo a quelli all'altro paletto che ci dice in 38, quindi a parte adesso Giuseppe De Filippis con un'andatura decisamente più sollecita per rendere complicata la risalita di Genievre con Vincenzo Luongo che lancia il proprio allievo a destra ma fa fatica a recuperare. Altro paletto stavolta in 14,9, quindi se l'è data a gambe Giuseppe De Filippis tutto sdraiato in maniera aerodinamica per dare il massimo dell'andatura. Genievre ha smesso la sua rincorsa, rimane secondo Geco Jump, entriamo in retta d'arrivo con una curva passata in 14,6, se ne va Gilda Cup per questa facile affermazione, deve solo far passare i metri, arrivare al palo. Genievre trova le ultime energie per andare a battere il numero 2 Geco Jump, al quarto posto Guapo MD che precede Guinness Matley per il quinto posto. 1,17 se ho letto bene dal cronometro per la vittoria in questa seconda corsa del convegno di Gilda Cup. Giuseppe De Filippis che si aggiudica questa cosa con questa femmina di Cockstyle e Valle dei Cigni per la scuderia Santese.